Benvenuti al Rainbow Free Day, nella giornata dedicata allo spazio di Soundtrack City, lo spazio delle colonne sonore. Questa volta sono da solo o forse no? Comunque veniamo da due puntate abbastanza particolari, dedicate una a John Cage, che avete visto con Renato Marengo, che ci ha raccontato questa esperienza con John Cage per l'appunto, e poi dall'intervista di ieri alla direttrice artistica del Virtual Reality Experience, primo festival italiano dedicato alla realtà virtuale, alla sua seconda edizione, ma è diventato punto di riferimento per la realtà virtuale in Europa come tipologia di festival. E oggi, siccome ci leghiamo a un argomento dedicato alla musica applicata, ma non ai canoni classici che noi di cui parliamo solitamente, ma per l'appunto alla multimedialità, alla realtà virtuale che sta prendendo molto piede, e quindi come ospite speciale di questa puntata, visto che sono da solo, in realtà non lo sono, perché c'è il mio socio, il mio caro amico Marco Testoni, che invito ad apparire, ecco, per incanto, per magia, che oggi è l'ospite d'onore di questa puntata, perché lui ha a che fare con la multimedialità e con la realtà virtuale. Ora vi spiegherò anche il perché. Tra l'altro lui ha realizzato questi due bellissimi libri, Musica e Visual Media e Musica e Multimedia. Chi meglio di lui può raccontarci il suo rapporto con la multimedialità e con la realtà virtuale? Nuovo campo per la musica applicata alle immagini. Anzi, premesso che io accanto a me ho un music supervisor, un musicista, un percussionista, un grandissimo autore di musica per la multimedialità. Ora lo sviolino per me. Chissà che mi aspetto adesso. No, non saprai neanche minimamente ciò che ti aspetta fino a quando non lo saprai da me, di persona personalmente. No, scherzi a parte, tra l'altro ho avuto il piacere di premiarlo tanti anni fa per la colonna sonora di Blackout, anche lì un'esperienza che va al di fuori del mero simbolismo cinematografico visivo, perché era un film molto particolare con una colonna sonora tanto particolare che ha vinto per la canzone interpretata da Antonella Ruggero, scritta insieme ad Edoardo De Angelis. E anzi volevo proprio per l'appunto iniziare con te questo percorso sulla multimedialità e sulla musica applicata non ai canoni che trattiamo, diciamo, solitamente, quindi quello che sono il cinema e la serialità, e poi ovviamente c'è anche i videogiochi e l'animazione, ma in questo caso proprio le arti visive. Allora io direi, intanto diciamo, perché e quando hai creato i Pollock Project e perché li hai creati? Allora, Pollock Project è un progetto che nasce nel 2011, già dal nome si dovrebbe capire appunto che tipo di collegamento ha appunto con le arti visuali, perché ci riferivamo a Jackson Pollock, e mi riferisco all'esperienza del primo Pollock Project con Nicola Lesini al sax soprano e Max, purtroppo il compianto Max Di Loreto, alle batterie e percussioni. Cercavamo di trasporre in musica la sua tecnica del dripping. Lui utilizzava il dripping, cioè faceva scolare la pittura sulla tela che stava a terra. Anche noi abbiamo iniziato a fare un procedimento simile, ovvero noi improvvisavamo su sequenze musicali, su loop musicali, ma poi una volta cristallizzata l'improvvisazione diventava una sorta di composizione. Eravamo obbligati anche un po' a fare questo perché tutti i nostri concerti, sia dal primo disco all'ultimo, c'è sempre stato l'ausilio delle immagini. Abbiamo sempre collaborato con artisti visuali, siamo partiti dai pittori fino a passare ai fotografi, adesso lavoriamo con registi che hanno a che fare con la realtà virtuale. Intanto vediamo alcune immagini anche del primo lavoro Unnecessary, che è del 2011, scusa la pronuncia tipicamente proprio anglosassone, dove tra l'altro era dedicato a Marcel Duchamp, che io so benissimo che è uno dei tuoi grandi amori. Sì, quindi io, anzi, prima che tu mi racconti questa cosa, perché qua si parla di art jazz e di video arte, io nelle vostri progetti, che tra l'altro siete arrivati al quarto album con i Pollock Project, se non sbaglio, ho ravvisato quello che era un pochino agli albori dell'improvvisazione creato da Nuova Consonanza, dove c'erano dove c'era Ennio Morricone, Gisto Macchi, Evangelisti, e ho rivisato un po' quel modo di approcciarvi anche quasi con un'idea ovviamente tematica, un progetto dietro ben preciso, compositivo, però quasi come se fosse tutto improvvisato. In realtà non lo è, poi effettivamente sulle immagini.
In realtà noi partiamo dall'improvvisazione, ma come dicevo prima, poi il fatto stesso di dover suonare in sync con delle immagini che scorrono dietro fa sì che poi l'improvvisazione alla fine debba essere necessariamente, come dicevo prima, cristallizzata in una composizione. Ci sono dei momenti di improvvisazione, ma con dei cue particolari. Questo brano noi abbiamo utilizzato, ad esempio, in questo caso delle immagini di sequenze filmiche di film dadaisti e surrealisti. Si parla da Entr'acte a altre, addirittura a interviste a Marcel Duchamp, che è stato quello che un po' ha identificato la nostra prima fase con i Poller Project. Nel 2016 avete diciamo realizzato quest'altra Unexpected Happening, giusto? Impossible Humans, che tra l'altro è contenuto nel CD che si chiama A, punto esclamativo, terzo album. È un organico completamente diverso, anche Elisabetta Antonini alla voce e Simone Salsa, il grande Simone Salsa, che ha fatto tantissime colonne sonore a sax alto e soprano. E anche qui vediamo delle immagini dove tu con gli artisti visuali della New Era Museum e dei fotografi realizzi queste tue composizioni su queste supporti digitali, smartphone e tablet, giusto? Sì, in sostanza ho conosciuto in quegli anni, peraltro in una giuria di un festival, Andrea Bigiarini, che è un grandissimo fotografo, nonché grandissimo teorico del quel movimento internazionale che si chiama Mobile Art, ovvero sono un movimento di fotografi, anzi chiamati iPhoneografi anche, che sviluppano delle foto solo con l'utilizzo di supporti digitali mobili, ovvero il classico telefonino o i tablet. È una forma di arte popolare legata alla fotografia contemporanea, quindi durante i nostri concerti addirittura c'era una sorta di happening, venivano sullo stile newyorkese dei tempi di Andy Warhol, dove loro stessi montavano un set nella platea, in questo caso avete visto dell'Auditorium di Roma, Parco della Musica di Roma, dove c'era addirittura dei set fotografici e fotografavano il pubblico. Tutti questi scatti poi divennero una mostra vera e propria che si intitolava appunto Impossible Humans, e quindi un'altra forma di interazione, in questo caso la musica che è un elemento dinamico e temporale, mentre la fotografia che è statico. La cosa importante è che è partita questa collaborazione con questi artisti che ha portato poi a Maie. Ma io prima di parlare di Maie volevo farti una domanda, perché proprio mi cade a fagiolo, da te che sei sempre stato all'interno dell'ambito cinemusicale come music supervisor, come compositore, comunque a contatto stretto con la settima arte, perché ti sei voluto dedicare a questa tipologia di aspetto compositivo? Perché proprio l'arte visuale, la multimedialità? Guarda, il primo film, la prima colonna sonora che ho fatto la feci, se non sbaglio, nell'87 con Alessandro De Robilan. Quindi il cinema è sempre stato un mio amore, ma in realtà ho sempre cercato di sperimentare, soprattutto con l'arte contemporanea. L'arte contemporanea è andata avanti al punto di diventare arte digitale, cioè dagli anni 80 in avanti ci sono stati i primi esperimenti anche di realtà virtuale, peraltro, fino ad arrivare fino ai giorni nostri. Quindi io un po' affascinato dai vari Brianino, della musica immaginaria, la musica per film immaginari, lui lo chiamava. Io ho sempre cercato di continuare su quel tipo di strada. Ovviamente agli anni nostri ci sono delle possibilità tecnologiche che prima non c'erano, però insomma cercare di creare quello che con Andrea Bigiarini chiamavamo il nuovo umanesimo digitale, cioè di far sì soprattutto questi mezzi tecnologici fossero effettivamente al servizio dell'arte e non come posso dire, dei dittatori nei confronti della creatività. E quindi parlami più che altro di questo Maie Mobile Art Jazz Experience del 2018, perché comunque è anche una cosa abbastanza particolare, sempre nell'ambito comunque della multimedialità. Guarda, qui si parla di proiezioni immersive, che sono state quelle che un po' hanno segnato gli ultimi anni. Ad esempio, forse qualcuno di voi è stato a queste mostre. Io ho visto quella su Klimt, ma c'è stata anche su Matisse, in sostanza, dove si va all'interno di enormi spazi
dove ci sono maxi schermi davanti, dietro, sopra, sotto, e per dare la possibilità di vedere nel dettaglio il tratto, il segno di vari artisti. Noi abbiamo cercato di utilizzare sempre la medesima tecnica, quella delle proiezioni immersive, però nell'ambito moderno, nell'ambito contemporaneo, e quindi anche lì abbiamo fatto un concerto in duo, io e Simone Salza, quindi in qualche modo Pollock Project c'entra sempre. E c'entra sempre anche la collaborazione con i fotografi del New Era Museum, perché tutte le foto che vedete sparate su questi maxi schermi, che hanno una sequenza peraltro anche lì non è improvvisata, fanno appunto parte, queste fotografie, dei lavori del New Era Museum. Che tra l'altro rientra anche, che se magari riusciamo anche a vederlo, Once in a Lifetime, questo tuo, diciamo, omaggio al celebre brano dei Talking Heads, fatto anche qui con così che hai chiamato qui, hai chiamato i foneografi, giusto? Sì, allora sì, perché abbiamo fatto questa cosa appunto, prima parlavo di Brian Eno e David Barnett, appunto abbiamo fatto una cover in sostanza di Once in a Lifetime, e ho chiamato, a parte il consueto Simone Salza, Mats Eberg alle chitarre, Giancarlo Russo, che conosci, altro compositore, compositore, o Guido Benigni ai cori, insomma hanno chiamati tanti di musicisti, ma soprattutto ho fatto cantare il testo di Once in a Lifetime appunto ai fotografi americani, canadesi, armeni, in stile spoken word ai fotografi appunto del quindi sì. Senti, poi passiamo anche a un'altra grande esperienza che non è da poco, anche perché tu sei uno dei primi che un attimino, soprattutto nel nostro paese, incomincia a fare queste performance innovative nell'ambito proprio della realtà virtuale. Parliamo che ieri abbiamo intervistato la direttrice artistica del Virtual Reality Experience Festival, e tu hai realizzato proprio questo VR 19 Freedom, questo jazz contemporaneo abbinato alla realtà virtuale. In parole povere, cosa vuol dire comporre per una tipologia di aspetto visivo così particolare? L'idea era quella di creare un commento estemporaneo di queste opere in realtà virtuale che noi vedevamo dai visori, ma che vedeva anche il pubblico che era in sala, sempre con i visori. E come si suona con i visori? Malissimo, nel caso mio malissimo, perché io suonando le percussioni, mentre c'era Elisabetta la cantante, che insomma a lei non cambia molto, il microfono è lì, mentre Simone suonava il sax o clarinetto, in fondo non cambia molto, io devo come si dice a Roma, coglierci, cioè nel senso dovevo, e quindi è un po' più complicato per quanto mi riguarda, ma comunque al di là di questo, di questi lati divertenti, l'idea era quella di commentare queste immagini, un po' come facevano appunto i pianisti col cinema muto che guardavano. Il problema è quello dell'interattività, il problema è quello della musica adattiva, e cioè che mentre, come dice Peter Greenway, quando noi vediamo un film al cinema, chi sta nella sedia centrale vede esattamente lo schermo come l'ha pensato il regista. Quando invece un'opera d'arte virtuale, in realtà a secondo di dove ti giri, vedi tutt'altra cosa. Quindi diciamo che ho notato che tra registi e tra i primi artisti che hanno a che fare con la realtà virtuale, loro fanno sempre l'esempio dei fratelli Lumière, cioè loro dicono: noi siamo in questo momento come erano i fratelli Lumière agli albori le famose vedute dei fratelli Lumière. Siamo agli inizi, però quegli inizi, secondo me, anche in questo caso, se ritorniamo al concetto di un nuovo umanesimo digitale, non è vero che la tecnologia è sempre qualche cosa che depaupera l'artista della creatività o del calore, perché può essere utilizzata, se uno ha il coraggio e la voglia di farlo, di sperimentarsi. Probabilmente da lì arriverà tanto nuovo, tante novità che probabilmente approderanno anche nel cinema, nel nuovo modo di narrare storie.
qua. Hai visto che avevo ragione io all'inizio quando dicevo che il tuo gruppo assomiglia a quello di gruppo di Nuova Consonanza? Nell'ideologia sì, anche poi diciamo, nella finta improvvisazione che tale non è, perché c'è tutto un discorso, un ragionamento dietro. Senti, mi premeva, prima di chiudere la puntata, passare intanto per Baroque Moments, che anche lì sembra lì è un'esperienza con la realtà virtuale, che è fatto di un'opera realizzata dalla regista Annabella Annabella Costa, Costa, sì. di cui vediamo alcune immagini, come è ovvio che sia, però tu nel 2020, in pieno lockdown, hai realizzato un'altra esperienza, cioè ti sei approcciato a un'altra esperienza non da poco, la performance cross-mediale in live streaming, che anche lì il rapporto col pubblico diretto, quello che c'è normalmente durante i concerti, durante comunque le performance live, non c'è. Che cosa Allora, sono queste terrazze digitali? ecco, già il nome dice La dice tutto. tutto. Allora, in un momento in cui, durante il primo lockdown, in realtà anche attualmente, voglio dire, la musica, l'arte in generale, lo spettacolo si è completamente bloccato. E qui, peraltro, ricordo che noi faremo nell'ultimo giorno di Soundtrack City, ne parleremo abbondantemente di tutto quello che ha creato a tutti i lavoratori dello spettacolo. Beh, da artista però abbiamo cercato con una cantante attrice che è Sabrina Zunnui, una ballerina che è Donatella Patino, abbiamo cercato di continuare comunque a fare spettacolo, arte e mandare avanti la creatività, cercando di mettere insieme tutte le nostre riflessioni di musicisti, artisti costretti a stare dentro una casa. Bene, allora abbiamo utilizzato le terrazze condominiali dei nostri palazzi e abbiamo realizzato una performance in interazione tra di noi, anche se stavamo in posti completamente diversi, dove ci abbiamo messo dentro tutto, dal reading alla poesia alla videoarte. È stata un'esperienza bellissima, e tutto questo poi mostrandola in prima visione a un pubblico a cui facciamo delle domande, dal qual è il viaggio che farai una volta che hai chiuso, che è finito il lockdown, a tante altre domande che non ci sarebbero mai venute prima in testa di fare nel periodo pre-Covid. In fondo stiamo facendo una piccola esperienza di carcere tutti quanti. Come artisti dovremmo sondare questo tipo di esperienza, creare qualche cosa da tutto questo, perché è un esperimento sociale storico che non c'è mai stato. Quindi io sono uno di quelli che dice che il live streaming certo non può sostituire il concerto, no, però si possono fare altre cose che con il concerto non si possono fare o con gli spettacoli non si possono fare, e secondo me forse quelle cose lì che sono diverse, che non sostituiscono il concerto, la performance, possono essere cose innovative, che possono dare anche l'apporto artistico che in questo momento serve nella vita di tutti quanti. Finito il pippone. Grazie Marco. No, altro che, anzi è una frase che credo che debbano fare in molti propria. Io direi che come chiusa di questa puntata in cui io sono stato l'intervistatore e non il partner classico delle nostre chiacchierate, io direi che devi anche, che mi è giusto che sia così, invogliare ad acquistare questi due bellissimi libri, perché effettivamente, visto che abbiamo parlato di multimedialità e di nuovi approcci compositivi al visivo, qualunque esso sia, perché? Dai un consiglio ai giovani compositori, ai colleghi. Senza fare l'imbonitore, Musica e Visual Media è un libro che parla soprattutto del rapporto tra musica e cinema. Essendo il mio lavoro, io non faccio nient'altro che parlarne e cercare di dare delle informazioni, far capire le modalità con cui si lavora nella musica per il cinema e per le serie televisive. Peraltro sono molto contento che un testo è stato adottato nei conservatori, nelle università, e quindi di quel testo proprio sono strafelice. L'altro invece, musica e multimedia, è un po' quello che abbiamo parlato fino adesso, tutte le possibili declinazioni della musica in campo multimediale, dalla multimedia fino ad arrivare
alla musica adattiva, ai videogiochi e soprattutto, che è quello che poi mi interessa più a me, la videoarte e la realtà virtuale. Quindi quello è proprio un tuffo nel futuro, che poi in realtà è già presente. È già presente. Dino Audino Editore, tutte e due queste pubblicazioni. Più di 60 titoli hai in carné, mio caro amico. Mica Sì, roba da poco, eh? sì. Diciamo che hai lavorato con tutti i compositori italiani e non soltanto. Me ne manca qualcuno, però insomma gli italiani ne ho frequentati parecchio. E niente, allora chiudiamo questa bellissima puntata con il dottor Testoni, il maestro qui esimio, lo indico. Buona musica sempre e non A smettete domani. mai di conoscere. A domani. A domani. Ciao Ciao. Massimo, grazie a tutti. Ciao. Ciao Marco.